Cari telespettatori, siamo con Carlo Trevisan, che è presidente FNARC Confcommercio Padova, vicepresidente nazionale FNARC Agenti di Commercio, componente dell'Assemblea dei Delegati di Enasarco. Parliamo di agenti di commercio, parliamo di alcune criticità che ha questa categoria, che pure è molto importante per le aziende, non solo del territorio ma a livello nazionale. Sì, effettivamente la figura nostra quel trade union tra il mondo produttivo e il mondo della vendita e del consumo, quindi noi riceviamo un mandato con la vendita in una zona di prodotti e più ci diamo da fare, più l'azienda guadagna e più direttamente guadagna anche l'agente rappresentante. Sulla base di provvigioni che vengono stabilite. Sulla base di provvigioni. Ecco, dove sta la criticità e perché siete stati messi in qualche modo in discussione? Ma noi siamo stati messi così ultimamente in discussione in modo non molto positivo né intelligente, perché ripeto, il costo che è nostro è un costo relativo, nel senso che non è un costo fisso, quindi se l'azienda riesce a vendere di più è perché noi con le provvigioni guadagniamo di più. Però dipende tutto da quanto ci offre l'azienda da vendere, che tipo di prodotti e quindi è tutto basato sul rapporto di vendita legato a una provvigione, non a un costo fisso, per cui è relativo il discorso che noi siamo un costo. Certo, la fiscalità è un problema? La fiscalità per noi è abbastanza un problema, perché abbiamo dei parametri vecchi di adeguamento per quanto riguarda in primo luogo dell'autovettura, che per noi è il nostro ufficio ambulante, nel senso che abbiamo dei parametri legati a un costo macchina di 20 anni fa. Oggi sappiamo bene che i costi delle auto sono, non dico raddoppiati, ma quasi sicuramente, e sull'ordine delle idee che noi facciamo i 30, 40, 50 mila chilometri all'anno abbiamo bisogno di un'autovettura adeguata e logicamente i 25 mila euro che attualmente possiamo scaricare e detrarre come ammortamento sono largamente insufficienti. Visti i costi degli autoveicoli. Visto i costi attuali, non parliamo di auto elettriche che poi per noi non sono neanche il metro giusto per aiutarci nel nostro lavoro. Ultima battuta, lei è anche nella componente di Enasarco, è importante il versamento che viene fatto? È importante perché il nostro iscritto va a ritrovarsi a fine lavoro, a fine età lavorativa, con ben 2 pensioni. Però tenendo presente che mentre fa i versamenti al 100% con l'INPS, nei versamenti che fa all'Enasarco, una metà di questi versamenti li paga la ditta mandante, per cui lui si troverà una pensione pagata a metà anche dalla ditta mandante. Grazie Presidente, grazie a voi di averci seguito, quindi è importante rivolgersi a FNARC di Confcommercio per controllare, anche verificare quello che sta scritto nei contratti di mandato, che sono molto importanti e significativi per chi svolge questa professione. Buon proseguimento.